Sul fatto che debba partire da Porto Marghera credo siamo tutti d'accordo. Che poi partirà sul serio dipende anche dal fatto che la politica amministrativa non si metta di traverso. Il segretario nazionale della UIL, Luigi Angeletti, è convinto che non solo il rilancio di Venezia e della sua provincia, ma di tutto il Veneto passi dal futuro di Porto Marghera. Il suo scetticismo è su come questo avverrà. A Venezia si parla soprattutto della Torre di Cardè, ma Angeletti ci crede poco. Mi sembra, come dire, una cosa che difficilmente si realizzerà perché gli stessi autori secondo me non hanno sufficienti risorse finanziarie per fare una cosa di questo genere. Di ben diverso parere Renato Chisso, l'assessore regionale alla mobilità, è convinto che la torre si farà, porterà occupazione una volta realizzata per circa 4.000 persone e avrà un ulteriore effetto positivo. Qui si sta parlando di una primaria azienda a livello mondiale sul fronte della moda. È chiaro che questo può essere emulato, può essere un magnete, utilizzando questo termine, per attrarre ulteriori investimenti. Per Stefano Fassina, responsabile economico nazionale del PD, il rilancio deve passare dalla chimica perché oggi l'Italia la importa dall'estero. Il compito della politica industriale sia quello di rilanciare sia chimica di base sia la chimica verde, perché è un grande paese manifatturiero, è difficile riesca ad andare avanti senza questi due pezzi importanti. Tempo da perdere non ce n'è più. Porto Marghera dal momento della sua massima occupazione ha perso una quantità di posti di lavoro impressionante. Se noi guardiamo quella che era l'occupazione nel 1965 avevamo circa 32.000 unità. Nel 2011 abbiamo meno di 12.000 unità, meno di 12.000 addetti.